Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'arresto di un fedelissimo di Matteo Messina Denaro e di due uomini d'onore appartenenti alla famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo. Ai domiciliari è finito Giovanni Vassallo di 71 anni, per Emilio Alario Palermitano di 61 anni e Giuseppe Lodato Mazzarese di 32 anni si sono aperte invece le porte del carcere. Picchiata per anni davanti ai figli, vittima una donna che in un'occasione a causa delle percosse ha perso anche il feto che portava in grembo. Maltrattamenti, vessazioni, minacce di morte che non erano mai state denunciate almeno fino a qualche giorno fa, quando la vittima è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Licata. E ci spostiamo a Misilmeri, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna conviventi. I due detenevano in casa quasi 5 kg di marijuana, 2 bilance digitali professionali e diverso materiale utile per il confezionamento della droga. Da un controllo più approfondito è emerso anche che l'abitazione era abusivamente collegata alla rete pubblica. Un compro-oro di Catania è finito nel mirino dei finanzieri che hanno riscontrato oltre 600 violazioni della normativa antiriciclaggio. Il titolare rischia adesso una sanzione che potrebbe arrivare ad un massimo di 52 milioni di euro. E in chiusura un'altra operazione della finanza che ha fatto finire nei guai un noto imprenditore edile palermitano. L'uomo non avrebbe dichiarato oltre 1 milione di euro di ricavi. Adesso non potrà esercitare per un anno l'attività di impresa, sequestrati anche beni per 200.000 euro. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci, il TG Flash ritorna alle 19:30. A più tardi.